Tomiano, io volevo cercare di accostare, ecco, questi due termini, etica ed economia, proprio attraverso le parole e il pensiero del Beato Tomiano, un nostro conterraneo, nato a Treviso nell'845, uomo di solidi principi religiosi, laureato in diritto civile e canonico nell'87, continua gli studi ed intraprende la libera docenza in economia politica. Nell'873 ottiene la nomina alla privata docenza nell'Università di Padova e quello stesso anno ottiene la prolusione al corso di libera docenza sul tema dell'elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche. Nel 76 passa ad insegnare all'Università di Venezia e nel 78 poi a Modena. Nell'82 viene promosso professore ordinario all'Università di Pisa, dove insegnò economia sociale fino al 1918, anno della morte. Alcune sottolineature delle settimane sociali, sì, esattamente, grazie. Riprendo alcune frasi che vedrete proiettate nel video che andremo a vedere. Allora, la sua tesi è quella di legare l'economia all'etica e già all'epoca suonò come provocatoria rispetto alle concezioni allora dominanti, e gli afferma come l'economia vada gestita secondo criteri di solidarietà umana e finalità che garantiscano la prosperità e la pace di tutte le classi sociali. Abbiamo inserito anche nel nostro volantino un ulteriore passaggio: l'economia è parte integrante del disegno operato da Dio e come tale la sua corretta gestione rappresenta un dovere di religione, di giustizia e di carità verso il prossimo ed anche verso se stessi. Inoltre la forza del Vangelo e dei principi in esso contenuti, assieme al concreto impegno di ciascun cristiano, rendono possibile la realizzazione di una democrazia integrale, economica, civile e politica. Ecco, vediamo, dura veramente poco, sono 5 minuti di video, giusto per introdurci a questo tema.
forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori. Spesa per l'azione cattolica e non vedere l'Università Cattolica, che dell'azione cattolica è il nucleo centrale, il fondamento e il sostegno. Che pena, che sofferenza. Bene, spero che questo breve contributo ci aiuti, ecco, nell'introduzione appunto di questo argomento che lascio al professor Bresolin in questa prima giornata. Il professor Bresolin è stato docente tra gli altri impegni, tra le altre cose, docente alla Ca' Foscari di Venezia, dove ha insegnato per tanti anni. Poi casomai, professore, se lei vuole fare altri passaggi, ecco, io lascio solo questo come contributo perché il curriculum è veramente lungo e di tutto rispetto. Io la ringrazio per quello che vorrà condividere con noi e a lei la parola. Posso parlare in piedi? Quello di parlare in piedi è un vezzo che ho dall'università, anzi camminavo su e giù per l'aula. E la seconda cosa che volevo dirvi è che il testo, quello che vi dirò oggi, fa parte integrante del corso di politica economica che io ho tenuto all'Università di Venezia, di Padova, di Udine e di Perugia, dove sono stato. Quindi non sarà una lezione accademica, sarà resa ovviamente il più possibile accessibile a tutti, però sappiate che purtroppo in Italia non si insegna nelle facoltà di economia, etica ed economia, mentre in America esistono le cattedre di business ethics in tutte le università. Da noi solo alcuni volonterosi come Stefano Zamagni, Luigini Bruni, a Milano, la Cattolica, Zamagni a Bologna, io
a Venezia, abbiamo introdotto nei nostri programmi questo tema. E allora, per venire nel tema di oggi, etica ed economia. L'economia, sappiate, è una scienza che conglobava in sé l'etica. Economia significa governo della casa. In Aristotele l'economia è appunto il governo della casa. E cosa c'è di più morale e di più etico nella gestione della casa? Ovviamente. Della casa e quindi anche della comunità in cui si vive, quindi la solidarietà era implicita. Quando è che avviene la separazione tra ragioni dell'etica e ragioni dell'economia? La separazione avviene, ahimè, alla metà del Settecento con quella che noi chiamiamo la rivoluzione industriale. Sappiate, tanto per un inciso, che oggi siamo alla quarta rivoluzione industriale, tant'è che voi leggete sui giornali Industria 4.0. Ma la prima rivoluzione industriale, come tutti quelli che hanno un po' letto questa storia, nasce in Inghilterra alla metà del Settecento con la nascita della grande fabbrica, della divisione del lavoro diciamo nella grande manifattura, ovviamente con l'abbandono delle campagne, con i primi, e con lo sfruttamento purtroppo degli operai, della manodopera. Basta leggere la storia per sapere che nel Settecento lavoravano i bambini dai 9 ai 12 anni, le donne, e tutti con un salario di sussistenza. Perché? Perché da là nasce il capitalismo moderno. E allora, perché si è separata etica da economia, mentre prima era intrinsecamente legata? Perché il comportamento dell'uomo nei confronti dell'altro uomo un tempo era mediato da Dio, si salutava il nome di Dio. Oggi purtroppo il rapporto tra uomo e uomo è mediato dal denaro. Questa evoluzione terribile, se pensate, ci deve far riflettere. Ma perché è stata questa separazione netta tra economia e etica? La separazione nasce soprattutto dai grandi studiosi dell'economia di quel tempo, primo fra tutti Adam Smith, che, notate bene, Adam Smith scrive un libro sui sentimenti morali, ma è il primo che dà l'avvio alla separazione. Le ragioni dell'etica sono una cosa, le ragioni dell'economia un'altra. E qui c'è un altro accostamento, mi è piaciuto l'accostamento fatto con Toniolo, ma io ne devo fare un altro, con Martin Lutero. Martin Lutero promuove quella riforma della Chiesa che porta l'individuo alla propria responsabilità. E non solo dei diritti, si parla di responsabilità. L'etica cattolica, che è ancora l'etica aristotelica, quella di Toniolo, che vuole ancora tenere unita economia e etica, l'abbiamo sentito in queste frasi, che proviene dalla scuola anche dell'economia civile di Genovesi del Settecento, che oggi si riprende, Poles sta rifondando questo tema. Ebbene, perché separiamo etica da economia? Una delle ragioni che io credo di interpretare è proprio questa, la nascita del protestantesimo. Qual è la differenza tra l'etica cattolica e l'etica protestante? Parlo in economia, ovviamente. In economia è che, per esempio, noi ci affidiamo molto a quella parabola che dice è più facile che un cammello passi per la luna del lago che il ricco vada in paradiso. L'etica protestante dice beato il ricco, perché vuol dire che ha ricevuto da Dio questa benedizione. Quindi capite che sono due modi di pensare completamente diversi. Nell'etica protestante la ricchezza,
la produzione di reddito è un segno della benevolenza del Signore. E allora loro dicono, se io devo produrre ricchezza, produrre reddito, mi devo dedicare a quelle che sono le leggi dell'economia. Massimo profitto, minimi costi, massimo risultato. E ahimè, questo produceva quello sfruttamento enorme dei lavoratori in quegli anni. Evidentemente questa esaltazione del profitto, che è sacrosanto, perché senza profitto l'economia non va avanti, ma è la nascita, segna la nascita del capitalismo moderno. Il protestante dice: mi arricchisco perché questo è un segno della benevolenza divina, ma nel contempo faccio la carità. Ecco il momento etico, che è separato dal momento produttivo economico. Questa separazione evidentemente porta a far sì che l'imprenditore, la gente, è incentivata a produrre sempre di più, ma con l'obbligo certamente di fare la carità. Ma l'etica in questo modo diventa separata dall'economia. Le leggi dell'etica sono una cosa, le leggi dell'economia un'altra. Questa separazione viene combattuta dal Tognolo, che riconduce al pensiero aristotelico, per cui anche nel processo economico dobbiamo rispettare le leggi dell'etica, cioè essere solidali. Con chi? Con gli operai, con l'ambiente, con la società che ci circonda. Adesso c'è un ritorno, perché sapete, in economia ci sono dei cicli storici. Dopo 200 anni di capitalismo, anche selvaggio se vogliamo, si sta tornando alla riunificazione di etica e economia. Come si chiama questa tendenza alla riunificazione? Per carità, molto spesso fatta a parole. Si chiama responsabilità sociale d'impresa, che voi leggete in tutti i documenti. Fa un po' ridere quando io vedo grandi banche che sono fallite o che hanno truffato i risparmiatori a pubblicare volumi di responsabilità sociale d'impresa. E allora fanno vedere come queste banche hanno soddisfatto le esigenze della clientela, dei loro dipendenti, dell'ambiente. Ahimè, questo spesso era diventato un alibi per dire salvo la faccia, ma mi comporto come un capitalista di quelli selvaggi. Ecco, chiusa questa parentesi, questa tendenza alla riunificazione dell'etica nell'economia, che avviene attraverso questa responsabilità sociale d'impresa, ma avviene anche attraverso altre forme. Per esempio con la forma della partecipazione. Perché l'operaio non può partecipare alla gestione dell'impresa? Perché i cosiddetti stakeholders, gli americani, gli inglesi, distinguono tra stockholder, vuol dire azionista, stakeholder vuol dire portatore di interessi. Ebbene, non bisogna salvaguardare gli interessi solo degli azionisti, bisogna salvaguardare gli interessi anche dei portatori di interessi, cioè della collettività che sta attorno. Questo è sostanzialmente il pensiero moderno, che spesso, torno a ripetere, diventa solo un fatto formale, ma poco sostanziale. Basta vedere quello che è successo nella finanza. Bene. Allora, detto questo, c'è questo tentativo di riunificazione che avviene per merito. Io sono forse uno dei pochi che hanno tentato questo anche nelle università, nella vita sociale. Abbiamo fondato a Bassano, mi ricordo, negli anni 90, una scuola di etica ed economia, ma che aveva anche finalità
operative, abbiamo fatto venire giovani dal Madagascar a imparare come si conduce un'impresa etica e solidale. Siamo andati nella Lituania, appena uscito dal comunismo, siamo andati in Brasile, abbiamo portato qua giovani per insegnare queste cose. Abbiamo fondato dei villaggi imprese in Lituania, in Madagascar, proprio per far capire come si può fare impresa rispettando le regole etiche, cioè della solidarietà. Però evidentemente qua, consentitemi, bisogna fare un passo indietro e anche di natura, se vogliamo, teorica. Sostanzialmente, etica ed economia, lo diceva Toniolo, bisogna che si riunifichi sotto il profilo anche appunto della solidarietà umana, del rispetto della persona. E qui abbiamo anche tutto il filone del personalismo cattolico di Maritain, in poi che esalta la figura della persona come guida dell'economia e non sottomesso all'economia. L'economia deve essere al servizio dell'uomo. Bene, questi tentativi sono molto efficaci. Molti Nobel dell'economia parlano di questo tentativo di riunificare etica ed economia dopo 200 anni di separazione attraverso questa visione così forse laica, laicista, di dire le leggi dell'economia sono una cosa, le regole dell'etica un'altra. E allora qua, scusate, vi faccio una piccola parentesi teorico-politica. Sostanzialmente, cosa divide il mondo politico odierno? Ma tutto quello che riguarda l'intervento statale. Noi abbiamo due grossi temi. Uno è la giustizia sociale, l'altro è la libertà economica. Inutile dire che se dovessimo fare una divisione politica diremmo che giustizia sociale è la sinistra, libertà economica è la destra. Così, ma qua non parlo di partiti, parlo di ideologie politiche. Cosa vuol dire giustizia sociale? Vuol dire evitare gli squilibri tra ricchi e poveri. Oggi siamo nella giornata della povertà. Anche qua faccio un piccolo inciso. Sappiate che la povertà nel mondo è diminuita, e cioè gli squilibri, anche i paesi come l'Africa, stanno crescendo, direi. Quindi la globalizzazione, tutto sommato, ha portato un fenomeno molto importante, che gli squilibri tra paesi ricchi e paesi poveri stanno diminuendo. Quello che invece la globalizzazione ha portato è che gli squilibri all'interno del mondo occidentale stanno crescendo. In America l'1% della popolazione possiede il 30% delle ricchezze. In Italia abbiamo 4.600.000 famiglie in situazione di povertà assoluta. In Italia il 20% della popolazione più ricca rispetto al 20% della popolazione più povera, una volta era 5 volte il rapporto, adesso sta aumentando verso 6 volte. Perché sono aumentati questi squilibri? È venuta meno la giustizia sociale? Come si affronta? Qua sarebbe tutto un tema da dedicare a questo problema. Ma allora, se noi vediamo che è aumentata l'ingiustizia sociale, cioè questi squilibri tra ricchi e poveri, di chi è il compito per correggere questi squilibri? Ecco allora che chi vuole il massimo di giustizia sociale dice: chi ha il compito in un'economia capitalistica in cui tutti badano al proprio interesse, il compito di creare giustizia sociale spetta allo Stato. Allora cominciate a pensare,
fate un estremo limite. Se io voglio giustizia sociale per tutti, per cui tutti debbano soddisfare i propri bisogni, che cosa ho? Ho il comunismo, il collettivismo, ho quello che la rivoluzione d'ottobre, che scade, il cui centenario scade in questi giorni, ha portato in Russia. Tutto Stato perché lo Stato mi garantisce l'eguaglianza, che è l'estremo. D'altra parte, chi è invece sostenitore dell'altro grande principio della libertà, dice no, noi vogliamo essere liberi di arricchirci, di produrre, di fare quello che vogliamo, quindi capitalismo puro. Tra statalismo puro e capitalismo puro evidentemente sono due sistemi che implodono se lasciati se stessi. Infatti il collettivismo, il comunismo puro è imploso su se stesso per tutti i difetti che sappiamo. Cioè, evidentemente quando si vuole eguagliare vuol dire far mancare l'incentivo a usare le proprie capacità e competenze. Il primario di un ospedale di Mosca, io sono stato ospite dell'Accademia delle Scienze, prendeva come l'ultimo infermiere arrivato poco di più. Evidentemente chi glielo faceva fare ad aggiornarsi, a studiare di più. Il direttore di una fabbrica prendeva poco più dell'operaio. Chi glielo faceva fare di essere efficiente, e quindi le fabbriche erano inefficienti. Ho girato tutti i paesi dell'est e ho visto delle inefficienze spaventose. Cecoslovacchia, per esempio, ho visto la Skoda che produceva pezzi di ricambio, produceva le automobili e poi le smontava per mandare i pezzi di ricambio alle filiali, robe folli. Inefficienze spaventose che hanno di fatto prodotto il collasso del sistema. Ma d'altra parte il capitalismo puro, quello di arricchirsi a tutti i costi, sì, dopo fare anche la beneficenza, anche quello rischia il collasso. Il collasso siamo andati vicini nel 2008 con la crisi finanziaria. Perché? Perché la bolla speculativa finanziaria, notate che la ricchezza finanziaria rispetto alla ricchezza reale, cioè i beni che si producono, negli anni 50 era 5 volte di più, cioè tutta la ricchezza finanziaria che va dalla moneta che abbiamo in tasca fino alle azioni, obbligazioni, BTP, eccetera, era, se sommate tutto assieme, era 5 volte i beni, il valore dei beni che si producevano. Nel 2008 questa ricchezza finanziaria è diventata 50 volte i beni prodotti. Com'è possibile che una finanza, ma lo diceva anche Marx questo, la finanza, la speculazione finanziaria soffocherà l'economia reale? Ci siamo andati molto vicini e purtroppo sta riprendendo. Abbiamo una massa enorme di liquidità che gira per i paesi speculando sulle valute, speculando sulle aziende. Guardate che avete sentito parlare di famosi derivati, no? Che sono quelli che hanno prodotto il caos. Bene, oggi ci sono più derivati in giro di quando c'era la crisi, cioè del 2008. Quindi il capitalismo, se non vuole collassare, deve riformarsi. Già, ma non è che ci si pensi da oggi. Alla riforma del capitalismo ci abbiamo pensato. Guardate, se le cose fossero andate in un modo diverso, probabilmente capitalismo e comunismo si sarebbero incontrati. Il collasso del comunismo ha un po', diciamo, esaltato i sostenitori del liberalismo economico dicendo: vedete, il comunismo è saltato, siamo noi quelli che vincono.
E d'altra parte anche nel 100° Salmo, capitolo 35, cosa ci dice? L'economia del futuro, una volta crollato il collettivismo, cosa resta? Resta il capitalismo, però con altre... quali sono le parole chiave? Lavoro, impresa, partecipazione. Le 3 parole chiave del capitolo, credo, 35 della 100° Salmo. Vuol dire che anche la Chiesa Cattolica, pur in questo tentativo di riunificazione di etica e economia, ha detto sì, va bene il capitalismo, però con queste caratteristiche. Allora, consentitemi di fare un altro passo indietro, storico. Perché il collettivismo è fallito? Perché il capitalismo rischia di fallire? E perché c'era questo percorso di forse riunificazione? È semplice. Il capitalismo, l'Unione Sovietica, per diventare grande potenza, Stalin ha fatto un'operazione, se vogliamo, crudele. Ha trasformato milioni di contadini in operai, li ha portati nelle città per fare le grandi industrie. Lenin diceva il comunismo è fatto di industrializzazione, elettrificazione e industrie pesanti. Già, ma per portare i contadini nelle città e farli lavorare bisognava dargli da mangiare a prezzi, siccome i salari erano bassi, con prezzi bassi. Ma questo ha affamato circa, si calcola, 30 milioni di contadini ucraini soprattutto, che sono morti per fame. Quindi un massacro nella logica dello sviluppo. Lo sviluppo doveva essere forte, accelerato, doveva portare alla grande industrializzazione, che di fatto è avvenuta in Russia, però con questo enorme sacrificio. Compiuto non in 2 secoli, ma in 30 anni neanche. Voi capite perché gli ucraini hanno qualche risentimento oggi nei confronti della Russia. Però nel capitalismo è avvenuta la stessa cosa, solo che è avvenuta in 150 anni, in 200 anni. Quando nel Settecento si facevano lavorare i bambini e le donne 12 ore al giorno, la vita media non andava oltre i 35 anni, mortalità enorme, infantile, non è sfruttamento anche questo. E ovviamente nel collettivismo in nome dello sviluppo e di questo mondo futuro in cui tutti avranno secondo i propri bisogni, cioè il paradiso in terra. Nel capitalismo, in nome della libertà di arricchirsi, perché l'arricchimento è una benedizione del Signore. Vedete, il concetto di giustizia e il concetto di libertà come possono venire deformati e produrre disastri umani enormi. Ma allora tutti avevano pensato alle riforme. In Russia ci sono scuole di economisti, da Nemchikov, Kantorovich e altri, che hanno cercato di introdurre il mercato. Io ero in Cecoslovacchia prima che arrivassero i carri armati e là si pensava di un'economia sociale in cui c'era libertà di... Evidentemente i carri armati hanno distrutto questa visione, ma c'erano altri riformatori che volevano portare quello che di fatto ha fatto Mao nella Cina, capitalismo dentro l'economia di tipo sovietico. Solo che la Cina c'è riuscita perché aveva una tradizione culturale molto più forte, in Russia il sistema è collassato prima. Ma anche nel capitalismo ci sono i riformatori. Un grande economista a cui tutti facciamo riferimento, Keynes, dice sì, non possiamo lasciare il capitalismo selvaggio che crea ricchezza ma crea anche povertà, crea squilibri
Gli squilibri, guardate, perché gli squilibri possono collassare il capitalismo? Gli squilibri servono nello sviluppo, cioè fate il conto, se io devo sviluppare, devo accumulare risorse. Per accumulare risorse devo fare risparmi. Se do a tutta la popolazione un reddito uguale, basso, tutti lo spendono per i consumi, c'è poco risparmio. Se invece do un reddito basso, bassissimo al 90% e un 10% di ricchi, questi ricchi risparmiano perché non possono consumare tutto. Questo risparmio, se viene investito, produce crescita. Quindi lo squilibrio in qualche modo è essenziale. Basta che questo 10% di popolazione che ha più reddito investa e produca e non mandi i soldi all'estero. Quindi in questo modo il sistema cresce. Però perché questo sistema rischia di collassare? Come potrebbe succedere, non dico in Italia, ma nel mondo occidentale? Se io ho un sistema che produce, guardate che la produttività in Europa sta crescendo a ritmi del 2%, vuol dire che nel giro di 30-40 anni il prodotto si raddoppia, prodotto reale, cose che si producono. Ma se nessuno ha i soldi per comprare queste cose, a chi verranno vendute? Il 1929, la grande crisi, nasce da questo fatto. Perché il capitalismo selvaggio di quegli anni, non ancora riformato da Keynes e dalle politiche keynesiane, diceva arricchitevi e tutti cercavano di arricchirsi, però per arricchirsi gli imprenditori soprattutto dovevano pagare poco gli operai. Tranne un imprenditore illuminato come Ford che intuì una soluzione. Ma cosa succede? Che se questa massa enorme di produzione non trova uno sbocco nel mercato perché la gente non ha i soldi per comprare, rimane invenduta. Se rimane invenduta il valore crolla il valore delle aziende, crolla tutta l'economia. Keynes ha introdotto un concetto semplice. Guardate che nel capitalismo degli anni del Novecento, del 29, della grande crisi, lo Stato non doveva fare niente, per carità, era lasciato tutto ai privati, guai che lo Stato intervenisse nell'economia, perché c'era questo principio del liberalismo assoluto, del principio ideologico della destra economica. Keynes ha detto una cosa molto semplice, ma come? Creiamo 30 milioni di disoccupati, diamo un salario a questi disoccupati perché facciano buche nella sabbia e poi le riempiano, cioè un lavoro anche inutile, ma purché abbiano in mano un reddito. Allora Roosevelt introdusse quei progetti del Tennessee Valley Administration, cioè fece grandi progetti di irrigazione che non servivano a produrre reddito immediato, ma servivano a dare un salario a chi non ce l'aveva. E avendo un salario potevano comprare tutta quella massa enorme di beni. Fate un po' un parallelismo con quello che sta succedendo oggi. Oggi ci si lamenta perché i consumi non crescono. Per fortuna abbiamo le esportazioni che ci salvano, ma se no tutta la massa di beni che oggi produciamo, dove andrebbero? E allora occorre cominciare a pensare che anche qui bisogna dare maggiore reddito a chi lavora, ma anche a chi non lavora. E allora nascono proposte tipo reddito di cittadinanza, reddito di inclusione sociale, i grillini lo chiamano reddito di cittadinanza, altri lo chiamano reddito di inclusione sociale, cioè dare un reddito a tutti, a chi non ne ha, sia per evitare la povertà, principio etico fondamentale, ma anche un principio economico
per dire che se non diamo un reddito non possono consumare l'enorme massa di beni che stiamo producendo e se non vengono consumati il sistema crolla. Capite che le ragioni dell'etica oggi tendono sempre più a coincidere con le ragioni dell'economia. Ecco perché c'è un tentativo anche teorico di riunificazione. Da dove prende spunto? Evidentemente la riforma del capitalismo nasce da Keynes, che dice sì, se i lavoratori non hanno soldi per consumare la massa enorme di produzione che l'America fa, è bene che lo Stato intervenga, assumendo i disoccupati, dandogli un reddito a spese del bilancio statale e quindi facendo in modo che tutti abbiano qualcosa da vivere e anche da consumare perché il capitalismo possa procedere. Si chiama welfare state, cioè dare alla popolazione un sostegno economico ma anche i servizi sociali che prima erano negati. Nella rivoluzione industriale se un operaio si ammalava moriva. Nella welfare state si introduce lo Stato come correttore di questi squilibri. Ecco, il welfare state viene male interpretato, per esempio in Italia. In Italia Keynes diceva, quando le vacche sono grasse facciamo sì che lo Stato risparmi un po' per quando saranno magre. E invece noi abbiamo fatto continuamente spendere allo Stato, ma qua sarebbe una parentesi anche lunga, che voi sapete, facciamo spendere allo Stato per far star bene i cittadini. Abbiamo un 133% di debito sul PIL. Ogni bambino che nasce ha oltre 30.000 euro di debito pubblico. Per questa errata concezione del riformismo economico del capitalismo. Come in Russia l'errata concezione delle riforme economiche che si voleva introdurre. Dicevo prima, ci sarebbe stata una convergenza, sì, perché la Russia pian piano introduceva il mercato, da noi pian piano introducevamo lo Stato. Solo che in Europa lo Stato è stato introdotto in modo massiccio. Oggi metà del reddito nazionale viene gestito dallo Stato, sotto forma di servizi sanità, assistenza, sotto forma di spesa per la sicurezza, eccetera. Però sappiate che metà del reddito nazionale oggi è gestito dallo Stato. Siamo in pieno del welfare state. E qui ancora una volta destra e sinistra si dibattono. La destra dice no, vogliamo un po' meno Stato e più libertà economiche, perché siamo soffocati. La sinistra no, dice vogliamo più Stato perché dobbiamo riequilibrare, e il dibattito evidentemente è il dibattito di questi giorni. Torniamo a noi e vediamo le radici filosofiche di... scusate se forse faccio un po' di filosofia, ma credo che possa servire. La farò in termini molto blandi. Io stesso, quando scriviamo, leggiamo sui giornali, diciamo che valore e prezzo non sono la stessa cosa. No. Il prezzo è diciamo, il valore che il mercato dà a un bene. E dipende dalla domanda e dall'offerta. Bene. Il valore è un concetto filosofico. Un filosofo diceva oggi l'uomo conosce il prezzo di tutte le cose, ma il valore di niente. Perché il valore è un concetto filosofico. E allora io vi faccio una domanda molto semplice, quella che facevo ai miei studenti al primo, quando introducevo questo corso. Se voi avete un oggetto, un telefonino, il valore di questo bene, da cosa è dato? Non il prezzo, perché quello lo sappiamo. Il valore, per chi è un liberista convinto, dice
il valore è dato dall'utilità che l'individuo ritrae da questo bene. È il soggettivismo economico, cioè è l'individuo che con la sua libertà dice questo mi è utile, lo compro, se non è utile non lo compro. Quindi l'utilità è alla base del valore. L'utilitarismo è una teoria economica liberale che esalta la libertà della persona nel valutare le cose. Ma guardate che questo ha un potere enorme, questa ideologia, perché se è l'utilità alla base del valore di ogni cosa, l'utilità è quella che il singolo sente e l'utilità quindi è la massima espressione della libertà. Per i marxisti, per i comunisti, cos'è il valore di questo bene? Sono le ore di lavoro che l'uomo ha impiegato per costruirlo. Il valore è dato dal lavoro umano, quindi è un concetto oggettivo. Vuol dire che non conta l'individuo, conta la società che si è sacrificata a produrre questo bene, quindi vale in base alle ore di lavoro. Sono due concezioni. Economia basata sull'utilità, economia basata sul lavoro, sul valore lavoro o valore utilità. I cattolici hanno combattuto tutte e due le teorie, però c'è una sorta di ritorno all'utilitarismo etico. Già, io compro un bene perché mi è utile. Cosa vuol dire utile? Soddisfa un mio bisogno. E qua si può fare una parentesi. Quanti bisogni sono stati creati dal nulla solo perché per vendere il prodotto? E qui c'è il consumismo e tutta la deformazione di questo utilitarismo. Che la deformazione dell'utilitarismo è proprio il consumismo, che non è etico, ma è semplicemente, non è neanche libertà, perché soffoca la libertà. L'individuo non è più libero di consumare ciò che gli è utile, consuma ciò che una massa di pubblicità, di comunicazione, eccetera, gli dice di aver bisogno di quel bene. E allora capite che anche qui si deforma il concetto di libertà. Ma lasciamo stare per un momento questo tema che ci porta anche questo lontano, ma l'utilità. Anche i cattolici stanno rivalutando l'utilità. Era una conferenza episcopale in cui abbiamo discusso di questi temi e effettivamente anche dei premi Nobel hanno detto ma per me l'utilità, certo questo bene è utile, lo compro, ma per me l'utilità è anche appunto il soddisfacimento del mio bisogno, ma il mio bisogno è anche di non vedere che uno vicino a me soffra. Per me vedere che uno soffre non è una disutilità. Per me è utile e conveniente, moralmente conveniente, sapere che il mio vicino non soffre. Quindi l'utilitarismo etico è una evoluzione di quello che era l'utilitarismo tipico del primo capitalismo. Ma diciamo, vedete, valore utilità, valore lavoro. Valore lavoro porta al collettivismo perché evidentemente è la massa dei lavoratori che conta, l'utilità porta all'individualismo, cioè la libertà è il singolo che conta. In questo dibattito, che evidentemente ormai in qualche modo è finito, si parla sempre meno di questo dibattito, si inserisce un filosofo moderno, americano, che poi potrebbe rivalersi molto bene su Toniolo, ed è John Rawls, R-A-W-L-S, che scrive negli anni 70 un bel libro, Teoria della giustizia sociale. E qua effettivamente prende lo spunto tutto
io ritengo il riformismo cattolico, quello di Moderni, e prendono spunto anche i temi del reddito di cittadinanza, del reddito di inclusione. Cosa dice Rawls? Rawls introduce un principio fondamentale, il tema dei diritti. In una società civile il cittadino ha un diritto. Qual è il diritto? Il diritto di poter vivere, cioè avere il minimo di calorie indispensabili per sfamarsi, un tetto sopra la testa, cioè dobbiamo dare a tutti gli individui il diritto alla pari opportunità, mettere tutti gli individui sullo stesso piano, perché sono portatori di diritti. Dov'è che il sistema cresce? Cresce per il fatto che ci sono individui che hanno più capacità e allora questi individui con più capacità andranno oltre queste disponibilità dei beni base, cioè dei beni essenziali per vivere, e potranno guadagnare di più. Quindi diritti e capacità. Rawls ammette che ci siano individui più capaci che hanno il diritto di guadagnare di più, però dice che tutti i cittadini, in quanto portatori di diritti, hanno le stesse opportunità di fronte al mercato. Se uno è bravo va avanti, se uno non ha capacità, però ha il diritto di vivere. Questo principio sacrosanto, che ormai viene accettato, è alla base di quello che parlavamo appunto del reddito di cittadinanza, che non è un'invenzione dei grillini, ma è di Rawls del 73. Il reddito di cittadinanza che dà a ciascuno le proprie opportunità, che se dopo uno ha capacità superiore va avanti. Purtroppo questo tema dei diritti e delle capacità è stato poco applicato da noi. Poco applicato perché, se voi vedete, intanto l'Italia, per esempio uno degli indicatori, ha una concentrazione di redditi in poche mani superiore a tutti i paesi europei. Assomiglia più a un paese del terzo mondo che a un paese occidentale. L'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda la mobilità sociale, cioè oggi un figlio di un operaio probabilmente continua a fare l'operaio, figlio di un avvocato fa l'avvocato, cioè questa mobilità sociale per cui uno, pur partendo da condizioni inferiori di reddito, di status, può avanzare. L'America, con la sua libertà, ammette invece una maggiore mobilità sociale, per cui uno, anche se nasce povero o comunque a livello di sussistenza, se è capace, cresce molto. Qua abbiamo quella forma di familismo amorale per cui c'è la raccomandazione, c'è la protezione dei figli, eccetera. In sostanza siamo fanalino di coda quanto a mobilità sociale, che è importante in una società, perché la mobilità sociale vuol dire favorire chi è più dotato, chi è più capace. Energie nuove. Esattamente. Ora, tornando a noi, etica ed economia. Vedete che dalla separazione tra etica ed economia, ad esempio, quello dell'esaltazione della produzione, della ricchezza, coincidono con le ragioni dell'etica, cioè della giustizia sociale. Io devo distribuire più redditi perché sennò il sistema mi crolla, per esempio. Ma c'è anche un discorso più sottile. Perché l'economia capitalistica ha capito che non poteva andare con una massima libertà? Perché l'hanno capito nell'Ottocento. Gli americani, alla fine dell'Ottocento, nascono due atti fondamentali del Congresso americano.
il Clayton Act e il Sherman Act, 895 e 896. Cosa affermano questi due editi? Dicono che il sistema deve garantire la concorrenza perfetta, perché se non c'è concorrenza si formano monopoli e quindi nasce lo sfruttamento. Guardate, il primo atto di controllo di un'economia capitalistica individualistica basata sulla libertà nasce negli Stati Uniti. Proprio i propugnatori del capitalismo si rendono conto che il capitalismo così non poteva andare avanti. Una piccola curiosità: Sherman Act e Clayton Act non sono stati ancora copiati dall'Unione Europea. Non siamo ancora capaci di scrivere una legge anticoncorrenza simile a questi due atti. Questo vi fa pensare quanto il capitalismo deve ancora riformarsi anche in Europa. Concorrenza perfetta. Primo intervento dello Stato nell'economia. Secondo intervento dello Stato nell'economia. Crisi del 29, teorie keynesiane, lo Stato che spende per i sussidi ai disoccupati facendone assumere a milioni. Cosa vuol dire? Che lo Stato deve intervenire per sanare gli squilibri. Terzo intervento dello Stato, crisi aziendali. Lo Stato deve, non solo, ma crisi di sfruttamento. Lo Stato deve fornire agli operai quello che non riescono a fornirsi da soli, cioè assistenza alle malattie, sanità, scuola, formazione, casa, trasporti. Questo tipo di riforme in Italia ha preso piede in modo più avanzato possibile, anche in Francia, tant'è che oggi abbiamo una sanità quasi gratis, abbiamo un'assistenza, abbiamo politica della casa abbastanza diffusa, abbiamo trasporti abbastanza meno costosi che altrove. Tutto questo però a carico del bilancio statale che ha prodotto quel debito che sappiamo. Quindi vedete che il capitalismo tende ad autoriformarsi, per cui introduce sempre di più elementi etici nell'economia. Ma tutto questo è affidato allo Stato, non al singolo imprenditore. Solo negli anni 90 e adesso nel 2000 le imprese si rendono conto che devono soddisfare esigenze etiche e allora ecco che nasce il tema della responsabilità sociale d'impresa come strumento per far vedere che l'impresa non usa per esempio la manodopera infantile, non sfrutta le risorse del terzo mondo, non inquina l'ambiente, tiene conto della società, è solidale con i propri dipendenti e con la comunità che li circonda. Vedete che pian piano da un'economia capitalistica basata solo sul produrre e produrre ricchezza, affidando allo Stato il compito di riequilibrare i guasti che questo tipo di economia produceva, pian piano c'è la consapevolezza e quindi un senso di responsabilità del capitalismo di dire no, mi devo assumere io questi compiti, non solo darli allo Stato. L'etica, quella che Toniolo pronunciava di un'economia solidale al servizio dell'uomo, sta rientrando pian piano nel senso di responsabilità delle grandi imprese, ma anche delle medie, dicendo no, io svolgo un'economia secondo le leggi della concorrenza, quindi non faccio monopoli, non sfrutto, non inquino l'ambiente, non sfrutto il lavoro minorile, non distingo tra genere, tra uomo e donna quanto riguarda i salari, rispetto l'ambiente e la società che mi circonda, dando loro dei ritorni, investimenti sociali. Vedete quindi che
c'è questa esigenza sentita nel mondo capitalistico di tornare sì all'esaltazione dei diritti individuali, del profitto e della crescita, ma contemperati da esigenze di solidarietà, di rispetto ambientale, che è un senso di responsabilità, diritti e responsabilità in un mondo capitalistico che altrimenti va al collasso. E sempre citando la centesimo anno, cosa vuol dire questo? Impresa, giustamente, perché l'impresa è fondamentale, lavoro fondamentale e partecipazione, cioè condivisione. Oggi in America si sta sviluppando la cosiddetta sharing economy, economia della condivisione, della partecipazione, che è il nuovo, diciamo, must, il nuovo senso di responsabilità del capitalismo. Ora, e concludo, vorrei parlare di un tema del futuro, anche, dopo apriamo un po' di discussione. Oggi siamo alla quarta rivoluzione industriale. La prima, quella che vi ho detto, della grande fabbrica del Settecento. La seconda è quella, se vogliamo, dell'automazione, macchine che controllano altre macchine, e quindi la grande catena di montaggio in cui chi ha i capelli bianchi si ricorda che qui c'erano le industrie tessili. Vi ricordate la Sanremo o la Benetton? Questi enormi capannoni fatti di 1000 dipendenti, tutti con dei telai a mano che facevano. Con la seconda rivoluzione industriale ci sono telai di 40 testate, per cui 40 lavoratori non servono più, serve un ingegnere che controlla questo telaio. Ebbene, questa è la seconda rivoluzione industriale, anni 80. La terza rivoluzione industriale è quella della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, cioè l'introduzione dell'elettronica, in cui non c'è una macchina che controlla un'altra macchina, ma addirittura l'uomo serve poco anche nel controllo della macchina, perché la macchina intanto dialoga con altre macchine, siamo tutti connessi, e quindi l'uomo serve solo dove prima governava un telaio con 40 testate, e adesso governa 10 di questi telai, sparsi magari in tutto il mondo attraverso la tecnologia digitale. La quarta rivoluzione industriale è ancora peggio sotto il profilo del lavoro umano. È la robotizzazione. La robotizzazione farà sì che quell'ingegnere che controllava un telaio a 40 testate e che poi dopo poteva controllare non solo il suo 40 testate della fabbrichetta qui vicino, che so, di Benetton, ma addirittura 40 fabbriche in giro per il mondo, perché era collegato elettronicamente, adesso quell'ingegnere sarà sostituito da un robot che fa tutto lui. Allora viene da pensare, che ne sarà del lavoro umano? Qui ci sono ottimisti e pessimisti. Gli ottimisti, tra cui penso anch'io di esserlo, dice: in tutta la storia dell'umanità le macchine hanno sostituito l'uomo. C'è un economista americano che dice: l'uomo in questo caso è paragonato al cavallo. Il cavallo era il produttore di energie tipico dell'Ottocento. Oggi il cavallo è sostituito, poi è stato sostituito dai cavalli vapore, poi dai cavalli
mossi da altre energie, adesso addirittura dall'energia solare. Anche l'uomo farà la fine del cavallo, cioè verrà sostituito da altri. Sì, è vero, nel breve periodo, io ritengo nell'arco di 5-10 anni, noi soffriremo di disoccupazione tecnologica. Però dopo, siccome queste macchine produrranno sempre più beni e sempre più ricchezze e sempre più produttività, se noi distribuiamo questa ricchezza in modo che venga consumata, beh, intanto staremo meglio tutti. Secondo luogo, si svilupperanno altri tipi di lavoro, perché sappiate che il lavoro della fabbrica, della manifattura, e noi siamo in Italia i più grandi lavoratori della manifattura, dal 25% di lavoratori dediti alla manifattura, fra pochi anni ci sarà solo il 10% di lavoratori dediti alla manifattura. Cosa faranno questi che vengono licenziati? Beh, sempre più dovranno dedicarsi a quel tema dei servizi, servizi alla casa, servizi alla persona, servizi al tempo libero, che saranno le fonti di occupazione del futuro. Già, ma come si fa a passare un lavoratore metalmeccanico a farlo operatore del turismo o assistente sociale? Evidentemente è difficile, quindi nei prossimi 5-10 anni, e già lo stiamo vivendo, abbiamo questo problema di una disoccupazione congiunturale legata alla tecnologia. Allora io vi pongo una domanda che è fondamentale. Se c'è disoccupazione, ovviamente con la disoccupazione c'è povertà. Non a caso oggi è la giornata della povertà, ma soprattutto non solo quella mondiale, quella dei paesi sviluppati. Se oltre 4.600.000 famiglie sono sotto la soglia di povertà, se l'11%, 12% degli individui sono sulla soglia di povertà, eravamo l'8% pochi anni fa. Da cosa dipende questo? Certo, in gran parte dalla disoccupazione, in gran parte dal fatto che la quarta rivoluzione industriale premia le competenze più elevate, quelle cioè che sanno gestire i robot e queste informazioni, e spiazza tutte le competenze poco elevate, il lavoro manuale. Ecco dove nasce la povertà, ecco dove nasce la caduta del ceto medio. Oggi noi, il ceto medio al quale mi ritengo di appartenere, siamo in crisi, perché abbiamo un ceto molto elevato di ricchezza e di reddito, quello che opera nella finanza, quello che ha alte competenze tecnologiche. Sapete la differenza tra un amministratore delegato e l'ultimo operaio? Una volta era 40 volte, 50 volte lo stipendio, adesso è 400 volte. Vi rendete conto? Questo ha prodotto scandali anche in America. C'è un amministratore delegato, magari di una banca che è andata in fallimento, prende 400 volte di più dell'ultimo impiegato. Beh, insomma, a me non pare etico. Qualcuno dirà, è il mercato. Ecco, il mercato, se funziona bene, uno che mi fa fallire una banca non viene preso, ripreso non cito i nomi perché li sappiamo, a far funzionare altre banche con alti stipendi. Ecco, in America questo non succederebbe, e chi fa fallire delle banche non è che sta a casa, non dico agli arresti domiciliari, ma semplicemente godendosi il suo patrimonio magari intestato alla moglie. In America vanno in galera, cioè vanno in prigione. Per carità, non moltissimi, però fanno. Ecco, scusate questo piccolo sfogo, ma allora una società della quarta rivoluzione industriale che premia i grandi manager, i grandi
portatori di competenze tecnologiche e spiazza l'operaio, il manuale, cioè quello che non ha competenze, è evidentemente che esige una soluzione, altrimenti torna a collassare il capitalismo e noi dobbiamo rifondarlo. Guardate che Ford negli anni 30, di fronte alla crisi, ha individuato una cosa fondamentale. Diceva, vendeva delle famose macchine T, Ford, quella macchinetta che si vede nei film di Ridolini. Ebbene, lui aveva due opportunità: vendere poche macchine e guadagnando tanto, le vendeva a prezzo alto, o vendere tantissime macchine guadagnando poco. Ha scoperto che se guadagnava poco su ogni macchina ma ne vendeva milioni, evidentemente era meglio che vendere poche ad alti profitti. E quindi aumentò i salari degli operai, tutti gli operai compravano le sue macchine. Lui guadagnava margini ridotti su quantità enormi. Funzionava. Quindi il capitalismo ha i suoi antidoti interni. Oggi però il capitalismo, a mio avviso, con la finanza che si dilata in questo modo, non li ha. Perché noi siamo bravi a controllare a livello mondiale il mercato delle scarpe, dei capispalla, del tessile, poco dei farmaceutici. Non siamo in grado di regolamentare il mercato finanziario. Voi vedete che addirittura vi dicono come fare il burro, come fare la cioccolata, ma sul mercato dei derivati non c'è nessuna regola. Massima libertà economica nella finanza, quindi rischio veramente sistemico di collasso, minima libertà nel commercio, ovviamente, giustamente, forse anche di prodotti. Allora, se io ho questi fenomeni di avanzamento tecnologico, di spiazzamento di intere classi di lavoratori, di esaltazione massima delle competenze di chi sa gestire questa rivoluzione, di chi gestisce una finanza incontrollata, come faccio a evitare nei prossimi 5-10 anni questo fenomeno della disoccupazione, quindi dell'impoverimento e quindi dello squilibrio? Ho due soluzioni: o redistribuisco i redditi e forse anche la ricchezza, o redistribuiscono il lavoro, i posti di lavoro, cioè faccio lavorare meno e lavorare tutti. La soluzione è lavorare meno e lavorare tutti, che era una soluzione già proposta nel passato, non piace agli imprenditori, perché evidentemente far lavorare una persona 4 ore e poi aspettare un altro turno che arrivi un'altra persona in 4 ore fa cadere la produttività. E allora non ci resta che la soluzione di redistribuire redditi. Perché? Perché redistribuendo i redditi di cittadinanza o redditi di inclusione sociale, come li volete chiamare, potremmo sollevare un problema etico, ma anche sollevare le sorti di un capitalismo che altrimenti rischierebbe veramente il collasso. Ecco perché dovremmo andare in questa direzione. Uno studioso francese, Piketty, di cui se ne ha parlato molto ai giornali, ha scritto un volumone, Il capitalismo del XX secolo, ha scritto una cosa, se volete, banale, che noi stessi economisti insegniamo nelle nostre università. Perché c'è questo squilibrio tra ricchi e poveri, tra chi detiene il capitale e chi detiene solo il lavoro? Ora, pensate, ho fatto un piccolo ragionamento. Se io ho un'economia come quella italiana che cresce all'1%, 1,5%, 2%, quello che volete, 1,5%, e ho in mano invece dei titoli di ricchezza finanziaria che mi rende il 3%. Allora,
di questo prodotto nazionale che cresce dell'1%, 1,5%, io mi porto via un 3%. Vuol dire che porto via qualcosa a qualcun altro in termini di potere d'acquisto. E più io ho capitale che mi cresce ogni volta, mi rende il 3%, più divento ricco. Ho patrimonio che mi consente di sottrarre al reddito nazionale ogni anno il 3% se il reddito nazionale cresce solo dell'1%. Capite che il meccanismo capitalistico moderno è di una crescente squilibrio tra chi è di più e chi è di meno. E allora ecco le tesi di un altro economista francese, di cui è uscito da poco un libro, che dice: non dobbiamo pensare solo a redistribuire i redditi, dovremmo pensare anche a redistribuire la ricchezza, che è la fonte da cui nasce il reddito. Evidentemente qua il tema si fa più complicato, perché non è che posso prendere a uno una casa per darla a un altro. Però capite che è un fenomeno che finora va risolto con il fisco, con il prelievo fiscale. Solo che noi abbiamo un fisco che già ci mangia metà del nostro reddito medio. Occorre un fisco più selettivo che combatta l'evasione, e qui evidentemente le cose si aprono per un altro fronte, cioè anche qua un tema etico del bene comune. Oggi bene comune significa la sopravvivenza di questo nostro sistema, che, torno a ripetere, si basa sul profitto, sull'impresa, lavoro, partecipazione. Il bene comune è quindi salvaguardare questo sistema, redistribuire posti di lavoro non è possibile, dobbiamo redistribuire il reddito. E perché esalto l'impresa? E qua concludo. Forse voi avete sentito, e spesso si confonde tra rendita e profitto. Il profitto è una cosa sacrosanta, perché è il compenso dato all'imprenditore che organizza i fattori della produzione, rischia e innova. Sono tre funzioni fondamentali dell'imprenditore ed è giusto che abbia il profitto. La rendita è qualcosa di diverso. La rendita è: io possiedo un terreno, questo è il più banale degli esempi, un terreno prossimo alla città si espande, il mio terreno vale di più. Ho rischiato, ho innovato, ho organizzato, no, però ci guadagno. La rendita è la rendita finanziaria. Ho comprato, ho speculato su una valuta, no, ho rischiato un po', sì, ma perché avevo magari delle informazioni privilegiate e guadagno, è una rendita. Ma la rendita purtroppo si annida anche nei comportamenti di tutti. L'usciere che va a lavorare, timbra il cartellino e poi va a fare la spesa perché sa che è protetto dai sindacati, evidentemente usa la rendita. Il primario ospedaliero che invece di operare in ospedale opera nella clinica privata, il professore universitario che anziché fare lezione manda l'assistente e va a fare la consulenza. Tutte queste sono rendite. Il politico che si fa eleggere e per forza della sua potere si becca tangenti o contributi o fa, è rendita. Purtroppo noi abbiamo un sistema in cui la rendita rischia di soffocare il profitto. Rendita finanziaria, rendita politica, rendita da disonestà. Tutto questo è un elemento non etico che rischia di affossare il nostro sistema. Etica nell'economia significa anche combattere la rendita
in nome di quei redditi fondamentali che sono il profitto e il salario. Profitto e salario sono le basi su cui si fonda una moderna economia, anche quella della rivoluzione 4.0. Grazie. Spero di non essere stato troppo... però sappiate queste cose per la definizione dei corsi di politica economica universitaria. Quindi io e altri colleghi abbiamo cercato di introdurre questi argomenti che fanno danno citazioni. Comunque sono a disposizione per domande e discussioni. Probabilmente non tutti sono d'accordo con quanto io ho detto. Bene. E una piccola cosa, tante di queste problematiche economiche, secondo me, non so se è vero, soprattutto in Italia, dipendono dalla mancata formazione all'economia economica e anche la formazione di base. E io mi interrogo su questo. C'è una volontà a tenere una scarsa oppure una negligenza dello Stato italiano? Rispondo subito perché sono due parole. Io ritengo che ci sia una negligenza. Oggi nei licei classici si comincia a insegnare l'economia. Il Ministero dell'Economia ha promosso corsi di consapevolezza finanziaria, perché oggi la gente comprava tutto quello che il funzionario di banca gli propinava senza sapere i rischi. Quindi adesso si sta rimediando a questa che credo sia una negligenza. È un ritardo notevole rispetto a... Certamente. Però sapete che non è che negli altri paesi si studi molto l'economia, però negli altri paesi abbiamo consulenti e anche funzionari di banca che sono molto più rispettosi delle regole, perché se no vanno in prigione. Qui, insomma, quando una banca, non faccio il nome, dice vendi un po' di derivati che facciamo profitti, e questi vendevano i derivati a gente di 90 anni, in cui con rendimenti magari a 20 anni, che senso aveva? Eppure li vendevano, o quelli non sono stati puniti, e il manager che proponeva questo gli hanno dato altri incarichi ben retribuiti. Lascio a voi. Vorrei chiedere, riguardo il reddito di inclusione o il reddito di cittadinanza, non ci potrebbe essere il rischio comunque che le persone si adagino, che cioè pur avendo delle potenzialità non le mettono in atto e quindi ci sarebbe un po' una contraddizione? Sì, questo è il tema di chi è contrario e mi sono dimenticato di affermarlo. Allora, diciamo, in Italia abbiamo una alta vocazione alla rendita. Questo non lo dico io, lo dicono gli studiosi. Cosa vuol dire vocazione alla rendita? Ci piace guadagnare senza lavorare, in pratica. Soprattutto, e qui non è razzismo, ma certa parte d'Italia su questo ci marcia molto. Ora, c'è questo rischio, però se guardate la storia, io ho visto negli anni 60 emigrati italiani che andavano in Svezia, dove esiste un welfare state avanzatissimo in cui queste cose del reddito di cittadinanza sono già applicate, potrei fare l'elenco, come anche
anche da noi la cassa integrazione in fondo è una sorta di piccolo reddito di inclusione, di cittadinanza. Ebbene, questi immigrati che andavano in Svezia hanno scoperto il paradiso, perché bastava che ci facessero male un dito e stavano a casa 10 giorni e quindi ne approfittavano all'inizio, però vivevano in un contesto in cui uno che si comportava così era visto subito come un profittatore, un scansafatiche, e alla seconda o alla terza volta si ritiravano e si adeguavano al sistema. Quindi tornavano al lavoro, essero produttivi perché capivano che quella era la cultura. Parentesi, gli amici cattolici non se ne abbiano, è la cultura calvinista, luterana, protestante, che esalta la responsabilità. I cattolici, ahimè, non hanno esaltato queste forme di cultura, per cui come non hanno esaltato la cultura del rispetto del bene comune, dello Stato, del pagare le tasse. Se ricordate, il prete in chiesa condannava aspramente coloro che non obbedivano al sesto comandamento, questi famosi atti impuri. Però se uno non pagava le tasse non era un problema, era peccato veniale. E questo ha prodotto disastri nell'economia per forza, perché se l'etica protestante dice che chi più produce è benedetto da Dio, ma produrre secondo regole, secondo senso di responsabilità. Evidentemente capite che questi si sviluppano più rapidamente. Allora, lei ha ragione, c'è questo rischio. Questo rischio sarà il massimo, ma adesso possiamo anche far nomi, in zone come Scampia, Caserta, dove la disoccupazione è al 70% e dove evidentemente questi redditi che potrebbero essere di 500-700 euro sarebbero benvenuti, perché tanto c'è dopo il lavoro nero, si integra con altre cose. Certamente non sarebbero forieri di disincentivo al lavoro una zona come il Veneto, in cui uno che vive solo di questo e rinuncia a posti di lavoro verrebbe visto con certo sospetto. Ci sono dei collettivi. Chi rinuncia a 2 offerte di lavoro perde il sussidio. Questa è la regola fondamentale. Però sapete, fatta la legge non c'è libertà. Non so se ho risposto a... Volevo chiederle, nell'esperienza che diceva lei qui di Bassano, della scuola di economia, sì. Ecco, volevo capire, un'impresa di quel tipo lì che sa coniugare etica ed economia trova le condizioni per perdurare nel tempo già al suo interno o ha bisogno di un contesto socio-economico che condivida gli stessi valori? Non si può essere etici per legge, credo, lo si deve trovare all'interno delle proprie motivazioni, delle proprie credenze, e quindi un'impresa anche che voglia operare secondo certi binari etici credo si scontri, e non so se può sopravvivere in un contesto in cui il lavoro nero che gira può essere invece una pressione, un fattore di pressione. Quella scuola è stata finanziata da un grande supermercato di Bassano, che faceva anche un progetto, l'1% di tutti gli introiti venivano devoluti a favore di paesi africani. A quel tempo il contesto economico locale aveva recepito, però non era forse il più adatto
a consentire a quell'impresa di sopravvivere, tant'è che questo progetto quella impresa lo ha dovuto abbandonare. Forse oggi, con un clima diverso, queste iniziative avrebbero più senso. È stata veramente uno sforzo notevole di questa impresa di grande distribuzione che ha messo risorse finanziarie anche per finanziare questo villaggio impresa in Madagascar, in cui sono impiegati parecchi giovani. Tra l'altro dico un aneddoto, questo villaggio impresa fatto di un laboratorio per il pane, uno tessile, eccetera. Gli africani facevano un po' fatica a costruirlo perché in poco tempo dovevano. Allora gli amici di Bassano cosa hanno preso? 15 alpini di Bassano sono andati là in un mese, hanno costruito un villaggio con tutte le fabbriche già montate, di un'efficienza notevolissima. Però è stato un esempio. Ecco, lei ha ragione, se il contesto economico di altre imprese non è recettivo di queste idee, l'impresa che si muove fa fatica. Quindi bisogna creare questa nuova cultura. Adesso si sta con la responsabilità sociale dell'impresa, forse i tempi sono maturi per iniziative nuove di questo tipo. Sarà sì. Piccola parte adesso, soltanto 2 giorni a Verona, ieri e l'altro ieri. Se forse puoi spiegare anche la mia domanda. Quanti anni è che esiste la pastorale sociale, Danilo? 20 anni, sono 20 anni che ci partecipo, quindi ho conosciuto anche il professore in altri anni. Venerdì e sabato, ieri e l'altro ieri, sono stato a Verona, quindi ho appoggiato in albergo, ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto un giro in centro, sono andato a fare qualche piccola spesa nei negozi, sono andato a vedere una mostra di quadri di Botero, insomma ho fatto le mie cosette in 2 giornate. Allora, 2 cose che ho notate. I cartelli cercasi commessa era su ogni negozio, su ogni ristorante, su ogni bar, su ogni penso attività che ci sia in giro. Punto primo. Punto secondo, chi ci lavorava dentro questi ristoranti, questi negozi, allora, che mi ha servito nell'hotel era penso un pakistano, cioè che alla reception. Sono andato in negozi, c'erano rumeni, ragazzi e via dicendo. Sono andato in un ristorante, allora il proprietario era una signora, penso fosse un'indiana, a grosso modo. Il cameriere che è venuto là parlando con mia moglie ha detto sto qua in russo. E avanti così. Allora, un certo tipo di attività sono, chiamiamoli extracomunitari con questo termine. Dall'altra parte cercasi commessi e via dicendo. Quindi il problema che vuole introdurre sono 2. Uno immediato, che è il problema dell'immigrazione, come entra nel discorso che ci ha fatto il professor Pesolini, e un problema più ampio ancora, il problema demografico. Cioè, a parte i ragazzi che non vogliono lavorare, perché se non sono liberi sabato o domenica non vanno mica a fare i camerieri che ti occupano, va bene, ma a parte quello. C'è il problema demografico, che non abbiamo più giovani da immettere nel mercato del lavoro. Ho introdotto 2 argomenti, grazie. Sentiamo anche l'altro. Mi sono sempre domandato come mai che la borsa più importante del mondo Wall Street non aveva capito questa bolla speculativa che è fallita la grande banca, la Lehman Brothers. Cioè il valore del limite di tutte queste operazioni è proprio la mancanza di etica soprattutto. Buongiorno, intanto grazie ancora al professor Pesolini. 2 o 3 domande velocissime. La prima, qualche anno fa è venuto a Vivi su Rio, ha fatto un convegno, sottolineò, ha detto meriterebbe il premio Nobel. È ancora di quell'idea, primo dato. Secondo, giustamente ha richiamato alla fine il tema della rendita
purtroppo legata alle cattive prassi tanto e tutte italiane. Allora, da questo punto di vista dico, se c'è una grande portata di reddito prodotto dallo Stato, quando la RAI fa contratti miliardari, buone uscite e tante altre imprese economiche legate allo Stato si pongono dal punto di vista proprio degli emolumenti e delle disparità con questo tipo di prospettiva assolutamente negativa e deleteria. Non c'è un tema fondamentale di bene comune che anche i cattolici devono su questo paese. Ancora, la questione della nostra Costituzione a volte è citata come cattivo esempio perché metterebbe troppo il tema della proprietà e della libertà individuale insieme a quella della funzione sociale. Allora è da rivedere sta parte o è come siamo riusciti invece soltanto a reinterpretarla finora? Ultimissima cosa, la questione della cooperazione. Zamagni in un recente convegno a Pieve per il premio Toniolo diceva è importante che ci sia un pluralismo di soggetti attivi nel campo dell'economia, nel campo della produzione. Non è forse questo il tempo di ripensare a una cooperazione anche cristianamente ispirata che sia davvero soggetto nuovo dell'economia? Grazie. Qualche altro? Lasciamo allora, I temi sono stati, meriterebbero un dibattito. Immigrazioni, giovani che non vogliono, non è mica colpa dei giovani, sapete, è colpa dei genitori. In primis delle mamme, scusate le signore, non tutte. È colpa dei genitori. Però io mi domando, oggi un ragazzo di 20 anni, cioè mentre ai nostri tempi pur di trovare un lavoro anche da studenti si faceva salti mortali, c'è chi andava a vendere giornali, che io stesso andavo in banca a spulciare schede, una volta erano schede, e controllare per prendere quei pochi soldini che c'erano. Adesso hanno la paghetta del papà e questo gli consente tutto sommato di sopravvivere. Io mi domando però, sappiate che la nostra generazione sta consumando il proprio patrimonio a favore dei figli disoccupati o in difficoltà, anche quelli che hanno voglia di lavorare, che purtroppo non ce la fanno, che hanno famiglia, e la generazione, la mia generazione, anche quelle mie, purtroppo si sta impoverendo per mantenere un tenore di vita dignitoso ai propri figli. È il classico ammortizzatore sociale. L'Italia era al top del risparmio, risparmiava il 17% del proprio reddito, adesso risparmiamo il 10% e siamo vicini al 9%. Ma presto detto, perché risparmieremo di più rispetto agli americani che risparmiano sempre al 5-6%? Perché tutto il resto ci pensa lo Stato. Se ci ammaliamo c'è la sanità. In America uno deve risparmiare perché deve pagare la sanità. In America uno risparmia, cioè deve pagare l'istruzione del figlio. Noi l'università costa minimo 1.000 euro, poco più di 1.000 euro, 2.000 euro, quindi paga lo Stato. Quindi è giusto che il risparmio italiano sia. Ma perché è quasi dimezzato nell'arco della crisi? Proprio perché la famiglia deve badare a figli che non lavorano. Questo è un problema. Il secondo problema dei ragazzi che magari sono laureati in informatica, in lingue, in economia, è che gli si offre un posto di banale e lo rifiutano, perché pensano che bisogna lavorare secondo le proprie competenze. Io dico, secondo le proprie competenze i posti sono pochi
e andranno le imprese che funzionano bene assumono quelli che ritengono più meritevoli, più bravi, con più capacità, perché non è detto che uno perché è laureato sia capace, ci possono essere anche laureati incapaci di svolgere, o meno capaci di svolgere certe funzioni. Quindi questi giovani non accettano posizioni lavorative che comportano disagi, che non siano coerenti con la propria laurea, eccetera, e sono destinati a rimanere disoccupati perenni, disoccupati di lunga durata, cosiddetti. Qua tornerebbe colpa dei genitori, più delle volte, che pensano che avendo fatto laureare un figlio debbano per forza quel figlio lavorare. Io ritengo invece che la laurea, cioè che la formazione sia un bene comune, perché se tutti siamo laureati, tutto bene, però non è detto che tutti troviamo un lavoro connesso con quella laurea. La laurea come diploma superiore, eccetera, devono servire a formare il cittadino prima ancora che il lavoratore. Sono d'accordo che dopo occorre che formiamo dei lavoratori che servono all'industria, però che l'industria non pretenda di mettere lo zampino in quella che è una formazione di base che è un bene comune, perché deve formare un cittadino consapevole e responsabile. Ecco perché io sono anche per una certa valorizzazione degli insegnamenti umanistici nelle scuole, il diritto, l'economia. Guardate che noi copiamo con ritardo le scuole altrui. In America c'era la specializzazione per cui ognuno sapeva tutto di poco. Noi sapevamo un poco di tutto. Solo che se estremizziamo questo, la battuta che faccio di solito è che lo specialista, come gli americani, rischiano di sapere tutto di niente e noi niente di tutto. Le due cose non vanno bene. Noi abbiamo bisogno di integrare saperi umanistici e saperi tecnologici e non, come dire, pedissequamente a ciò che l'industria vuole. Perché fino all'altro giorno mi dicevano dobbiamo produrre ingegneri. Io ho detto agli industriali, dove sono? Dove li occupate questi ingegneri? Erano ingegneri disoccupati, perché qua l'industria non li assumeva. Adesso sentono, allora nessuno è andato più a fare ingegneria. Hanno fatto comunicazione, hanno fatto economia, scienze politiche. E adesso che si scopre che l'industria ha bisogno di ingegneri. Già, ma dovevate dirlo al momento opportuno, non 20 anni fa chiedervi ingegneri che non assumevate. Avete creato dei frustrati di gente che è andata all'estero. Quindi, insomma, stiamo attenti in questi rapporti. Il tema dell'immigrato, chiaro, una società come la nostra, allora i lavori più umili verranno fatti dagli immigrati, che saranno la nuova classe di poveri. Anche perché, se andate a vedere le statistiche dell'Istat, chi è povero, quei 4 milioni e tante famiglie che abbiamo, sono chi ha più figli. E chi ha più figli? Gli immigrati. Gli immigrati hanno mediamente 3-4 figli per coppia. Noi siamo sotto un figlio per coppia. La caduta demografica è legata a una sorta di egoismo, cioè e anche di senso di responsabilità, però anche un po' di egoismo. Quindi noi dovremmo incentivare politiche per i giovani, politiche per la formazione dei giovani, ma politiche anche di consapevolezza ai genitori di questa classe media. Pensate che una donna in età fertile oggi, scusate la brutalità del termine, ma è quella che usano la statistica, produce 0,9 figli contro 1,5 della media degli immigrati.
immigrati. Quindi c'è il problema demografico legato a forme di egoismo, di voler mantenere a tutti i costi un certo reddito, l'indipendenza della donna, eccetera, tante ragioni sociologiche, e c'è questa forte immigrazione che rischia di produrre sottoproletariato, cioè la fascia più debole della società, che si adatterà sì ai lavori più umili, ma evidentemente sarà sempre ricacciata verso il fondo della scala sociale, creando non pochi problemi. Negli anni 70-80 avevamo il problema del terrorismo delle Brigate Rosse, un domani potremmo avere il terrorismo di questi ricacciati al fondo della società che sono probabilmente i figli degli immigrati. Le barriere parigine sono un esempio triste, Marsiglia. Qua non ho la soluzione in tasca, però ho un'azione culturale sulla classe dei quarantenni, delle famiglie, ma se osservate bene, anche qua di quarantenni ne vedo pochi. Quindi probabilmente sono legati a una cultura consumistica, forse individualistica, forme di egoismo che poco hanno a che fare con una visione del futuro, quella stessa visione del futuro che avevamo noi con i capelli bianchi, per esempio. Ma non voglio dire che un tempo si stava meglio, adesso questa è una retorica così legata all'età, non voglio fare questo tipo di... Tanto come diceva, cioè, il futuro nostro era un futuro certamente migliore di quello che hanno adesso i nostri figli, con tutto quello che abbiamo sopportato e patito per questo futuro. Ma il futuro non è più quello di una volta. Ah sì, no, c'è un po' di domande. Queste sono le più cattive. Io sono sicuro che a Tognolo il merita il Nobel dell'economia, come l'hanno dato a Bersani, a Amartya Sen, ovviamente Maria la memoria, che potrebbe essere dato proprio per quella visione già nell'Ottocento di questo ricongiungimento di etica. Lo Stato che garantisce questi stipendi folli, evidentemente c'è tutta una teoria sullo Stato etico, voi sapete, che è combattuta da molti, perché lo Stato etico è pericoloso, perché l'Unione Sovietica a suo modo era uno Stato etico, la giustizia, tutti, l'eguaglianza, ma non era così che funziona. Dobbiamo dare senso di libertà e responsabilità al singolo. Però uno Stato che di fronte a questi squilibri tra quello che prende un manager e quello che prende l'ultimo operaio non si rende conto che questo è una fonte di quelle che chiamiamo povertà relative, cioè, voi sapete che c'è la povertà assoluta, meno di 1.100 euro per una coppia di 2 persone è povertà. Ma c'è una povertà relativa, quella cioè di chi, pur avendo magari 1.100 euro, ma vede che c'è gente che ne ha milioni e magari pagati con i soldi miei, cioè delle mie tasse. No, non mi sta bene. Qua occorre che ci sia un'etica anche nel comportamento delle aziende statali, delle politiche, perché quello che dice lei della RAI mi trovo perfettamente. Sappiate che, tanto per parlare di RAI 3 per anni ha mantenuto 10 caporedattori a stipendi
e un primario se lo sogna, e un professore tanto meno, stipendi per non fare niente. Perché? Perché erano lotizzati. Ogni partito voleva il suo capo redattore, ma siccome era dominato da un certo partito usava solo alcuni capi. Gli altri stavano a casa, prendevano lo stipendio. Questo lo potete chiedere qualsiasi funzionario RAI. Queste cose non vanno bene perché si produce appunto rendita. Cottarelli con la spending review, tutte quelle cose, nessuno in Italia riesce a far funzionare bene l'efficientamento nella spesa pubblica. Tarani si è rinunciato perché troppi interessi. Mio amico Redigolo, qua di Ponte di Piave, è andato commissario in un ospedale in Abruzzo, ha dovuto scappare via perché non riusciva a imporre le soluzioni. E vabbè, ci sarebbero esempi. C'era il tema, tanto vi rispondo a questo, libertà, cooperazione. E la cooperazione è, a mio avviso, il modo cattolico di rispondere a quella che oggi viene chiamata sharing economy, cioè l'economia della partecipazione. Noi siamo abituati a vedere la competizione, la concorrenza perfetta. Adesso si tende a vedere la competition, cioè cooperazione più competizione. È un modo più etico di affrontare i temi del mercato. Si coopera, ma allo stesso tempo siamo competitivi. Per esempio i contratti di rete che mettono insieme più imprese, non per fare un monopolio, ma per scambiarsi informazioni, per essere più efficienti, per fare pubblicità insieme, anche quella. Dicevano gli amici del consorzio del Prosecco, mettere insieme i contadini che fanno Prosecco è fatica. Però la cooperazione, assieme alla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa sotto forma di profitti, di compartecipazione, sarebbe, a mio avviso, la soluzione dell'economia del futuro. Quella è il futuro. L'economia del futuro che è fatta anche non più solo di usare, di possedere i beni, ma di usarli. Il possesso, la proprietà del bene, vedete il bike sharing, tutte queste forme di uso di beni di cui non sono proprietario, ma quello che importa è l'uso. Se si fa avanti questo tipo di cultura ci sarà una maggiore cultura anche della collaborazione tra individui, che è una sorta di capitale sociale che ci fa crescere. Ma sì, il discorso si farebbe lungo. Torno alla domanda di prima, se l'etica e la finanza e chi la poteva prevedere. C'erano economisti come Ryan e un altro economista che avevano previsto, individuato anche il periodo, ma io spesso nelle mie lezioni, che le hanno registrate, dicevo guardate che la grande crisi scoppierà e sarà una crisi finanziaria. Però ho avuto il torto di non dire quando sarebbe scoppiata, perché se individuavo anche l'anno 2007, a quest'ora sarei sulle prime pagine di tutti i giornali come quello che era. Dicevo solo che c'è questo rischio, questo pericolo, ma per forza, perché se la finanza tutta insieme è 50 volte quello che si produce, ma sì, ma Wall Street è possibile che una banca è lì la borsa, è lì i controlli per strano, perché faccio più di quelli in Italia che sono abbastanza delinquenti, ma Wall Street non sono delinquenti. No, è vero, lei ha ragione, ma Wall Street è anche, è bella però, adesso si sta parlando di finanza comportamentale. Cosa vuol dire?
Vuol dire che spesso il singolo che investe in borsa non fa un calcolo razionale di quello che conviene o non conviene, copia quello che fanno gli altri. Tutti comprano e compra anche lui derivati, titoli di Veneto Banca, di Banca Popolare, eccetera, comprano tutti, lo comprano anche me. Questo era il ragionamento, questo si chiama finanza comportamentale, che non è assolutamente razionale. E questo, c'era un famoso banchiere, Rossi, che diceva, era guadagnato parecchio in borsa, quando vedo che la mia portinaia compra azioni in borsa è il momento in cui io vedo. E aveva ragione, perché se tutti comprano vuol dire che sta scoppiando la bolla, allora in quel momento è meglio vendere e tirarsi fuori, è evidente. E invece no, la bolla. Ma d'altra parte la storia non ha insegnato niente, perché i tulipani in Olanda, un bullo di tulipani valeva una casa, e tutti compravano bulli dagli anni 1600. A un certo punto i tulipani nessuno li voleva più, costavano troppo, il mercato dei tulipani è collato. Tanti fallimenti, gente che si era indebitata per comprare. Adesso io l'ho detto anche agli amici del Prosecco, tutti fanno Prosecco. Perché no? Potrebbe essere la bolla del Prosecco, speriamo di no, tanti. Ma a un certo punto, quando la gente cambierà gusto e invece di Prosecco comincia a bere la birra, una borsa piana, sarà meno. E quel momento crolla il prezzo del Prosecco, tutti quelli che hanno comprato terreni per fare Prosecco e alzano il prezzo dei terreni in modo artificiale si trovano con valori di miliardi. Le banche che hanno prestato. Ecco, allora Wall Street perché non ha previsto? Là c'è stato un errore degli americani. L'America doveva salvare Lehman Brothers come ha salvato altre banche. Purtroppo è stato un errore. Lehman Brothers andava salvata, forse avremmo evitato questo rischio. Dopo invece ha salvato altre banche, ma non mai l'hanno. E pur essendo una borsa efficiente, là c'è stata la speculazione finanziaria. Se voi avete visto quel film Wall Street, Money Never Sleep, la moneta non dorme mai, fa circolare la moneta in modo vorticoso. Qual è l'etica perversa che sta sotto questo fatto? Che purtroppo ha contagiato molti nostri manager, e quando mi stancherò mai di dirlo, lo dico agli industriali. Noi abbiamo introdotto attraverso la finanza la cultura del breve periodo, del brevissimo periodo, guadagnare entro 3 mesi, bilanci trimestrali. Ma quando mai un nostro imprenditore faceva progetti a 3 mesi? Si pensava a una vita. Ecco dove per me vince il capitalismo familiare, quello che punta a dare ricchezza per i propri figli, a vedere la continuità di impresa. Il capitalismo manageriale è quello che guadagna sulle stock option e sui compensi sul fatto che ogni trimestre deve crescere. E allora fa disastri. Pazienza se uno produce automobili. Il valore del liquide, dove è il liquide? No, là bisognava, là occorre introdurre una controlla, ecco perché la partecipazione avrebbe frenato questi. Il manager che ti fa il bilancio semestrale benissimo che non andando avanti la borsa sale, il manager guadagna, ma non è quello il tema. Noi dobbiamo avere progetti a medio e lungo periodo, perché se no l'impresa diventa un lavoro. Ecco, purtroppo la nostra borsa e le nostre banche, purtroppo, vedete la polemica Banca d'Italia e Consum, non sto ad entrare su questo, funziona poco bene
e con controlli spesso tardivi, abbiamo seguito un po' quello che è stato l'andazzo generale. Però credetemi, qua occorre appunto una cultura di impresa diversa che non punta, gli americani lo chiamano short termismo, cioè breve termine, ma che punta a progetti destinati anche alla generazione futura. E questo non è facile.